Amici ed amiche, bentrovati e bentrovate in questa nuova puntata di Siciliano Doc all'interno del programma Mattino Sud condotto da Maurizio Macaluso. Anche oggi faremo un viaggio nella tradizione linguistica familiare con alcune curiosità davvero incredibili. L'interesse verso lo studio della lingua siciliana e soprattutto delle parlate siciliane è nato sin da piccolo ascoltando le discussioni che mia madre, siculofona, intratteneva con le sue sorelle o con le sue amiche, siculofone anch'esse. Ricordo perfettamente come mi immergevo in quelle conversazioni cercando di decifrare parole e frasi che allora mi apparivano completamente incomprensibili. Tra queste una frase che mi colpiva particolarmente era "Aiu li cosi in capu". Rimanevo immobile fissando mia madre in attesa di vedere quelle cose sopra, non so, sopra la testa, sopra le spalle. Ero affascinato e un po' perplesso perché nonostante mi sforzassi non riuscivo mai a vedere queste fantomatiche cose. Un'altra espressione che ricordo particolarmente è "aiu lu semaforo russo". Quando le discussioni diventavano leggermente più intime, mia madre pronunciava questa frase e io mi chiedevo come mai avesse un semaforo rosso. Non aveva neppure la patente mia madre, quindi il mistero era ancora più fitto. Mia madre, mia zia e le loro amiche avevano un vocabolario tutto loro, fatto di parole e frasi che per me avevano significati oscuri e intriganti. Una delle più memorabili era quella che mia zia usava con disinvoltura, "aiu l'ospiti". Era una frase pronunciata con una tale serietà che io immaginavo saloni pieni di gente, cene eleganti e un via vai di persone. Poi c'era un'amica di famiglia che con tono complice preferiva dire "arrivaru li parenti comunisti". Questa, lo ammetto, mi lasciava ancora più confuso. Io nella mia innocente ingenuità cercavo di dare un senso a quelle espressioni. Pensavo, se la zia ha gli ospiti e l'amica addirittura i parenti comunisti, allora ci sarà una grande occasione per stare tutti insieme, forse ci sarà una festa, anzi, una festa dell'unità familiare. Oggi, guardando indietro a quei momenti, mi rendo conto di quanto siano cambiati i tempi e la società. Il senso del pudore che caratterizzava le generazioni passate sembra essere scomparso. Un tempo le conversazioni tra adulti erano velate, criptiche e i bambini erano lasciati a immaginare o a indovinare il significato di certe espressioni. Oggi invece tutto è più aperto e diretto. A proposito di pudore, vorrei ampliare il discorso connettendomi a un altro aspetto della cultura siciliana di una volta. Le madri incinte, per giustificare il graduale rigonfiamento della pancia, spesso ricorrevano a una spiegazione fantasiosa e affettuosa. Dicevano loro che stavano raccogliendo i soldi per comprare un fratellino o una sorellina. La pancia della mamma agli occhi dei bambini diventava come un salvadanaio. Ecco risolto il mistero del perché in Sicilia i figli s'accattano e non si partoriscono. Questa metafora non solo evitava spiegazioni imbarazzanti, ma manteneva anche un'aura di magia e mistero intorno alla nascita di un nuovo membro della famiglia. Malgrado il forte senso del pudore di una volta, a volte perfino esagerato, la vita quotidiana era fatta anche di piccoli imprevisti familiari che rompevano gli schemi, perché in fondo munnu è e munnu è stato. Le generazioni passano, i costumi cambiano, ma certe dinamiche restano immutate,
quasi a ricordarci che l'essere umano è sempre lo stesso, ecco, con i suoi limiti e le sue debolezze. In questa breve poesia di Giuseppe Denaro, poeta catanese che dal 1928 diresse il giornale Upotu Kuntu, si respira tutta l'atmosfera di quel mondo popolare fatto di ironia, saggezza e realismo, una fotografia in versi di ciò che ieri come oggi accade nella società. Questa la poesia del giorno. Madre, come si conza l'insalata? Perché, figliuzza mia, tu non lo sai? La lattuchina falla riminata, con sali, spezie, aceto ed olio assai. Si viri, madre mia, che sia antiquata, come si conza io me lo imparai, una cosa sbricia, senza maestria, e si permette ti lo insegno a tia. Aeri vitte lo papà con Nina, scitti abbrazzati in talo cammarino, però non c'era nulla lattuchina, né sali, spezie e aceto già vicino. Idda era russa come paparina e arrimenava lo papà meschino che quando vita mia che era ammucciata, Nina ci disse, si cunzò anzalata.